Una vera e propria bomba è esplosa questa sera a Napoli, e per voi, appassionati tifosi del Napoli, siamo qui con un aggiornamento fresco ed emozionante sul nostro amato club. Come sempre, ci impegniamo a fornirvi le notizie più recenti e di maggior impatto, in modo che possiate rimanere aggiornati su tutto ciò che accade dietro le quinte. Quindi approfittatene, dateci subito un mi piace e iscrivetevi al canale per non perdervi nemmeno un dettaglio di questa storia che promette di infiammare i cuori dei tifosi. Oggi parleremo di un tema che sta agitando gli animi di tutti coloro che amano l'azzurro napoletano. Qualcosa di grande sta silenziosamente accadendo dietro le quinte del Napoli. E l'attesa si sta già impossessando della città. E la notizia che arriva direttamente dalle pagine di Tutto Sport riguarda Davide Frattesi, il talentuoso centrocampista dell'Inter. Secondo l'articolo pubblicato oggi, il giocatore potrebbe andare via a fine stagione. Non è la prima volta che il nome di Frattesi circola dietro le quinte del Napoli. A gennaio Aurelio De Laurentiis e la sua squadra avevano anche preso in considerazione l'idea di ingaggiare il giocatore. Ma di fronte alle alte cifre richieste dall'Inter avevano optato per alternative più economiche. All'epoca, l'Inter chiedeva 40 milioni di euro per cederlo alla Roma, destinazione voluta dallo stesso giocatore, e una cifra ancora più alta per il Napoli, circa 60 milioni di euro. Frattesi è noto per la sua capacità di infiltrarsi nell'area di rigore avversaria e per i suoi gol decisivi, come quello decisivo a Monaco contro il Bayern che ha contribuito a portare l'Inter in semifinale di Champions League. Nonostante ciò, non ha ancora trovato la rete contro la sua ex squadra, la Roma, cosa che intende cambiare nella prossima partita. Ora, con l'avvicinarsi della finestra di trasferimento di giugno, il suo futuro è di nuovo un tema caldo dietro le quinte. Il Napoli sta monitorando la situazione da vicino, sapendo che un giocatore del calibro di Frattesi sarebbe un rinforzo importante se volesse alzare ulteriormente il livello del suo centrocampo sotto la guida di Antonio Conte. E ora tocca a voi, tifosi del Napoli. Secondo voi, il Napoli dovrebbe fare uno sforzo per portare Davide Frattesi, anche al prezzo elevato che l'Inter ha fissato per lui? Sarebbe il rinforzo ideale per portare il nostro centrocampo ad un livello superiore? Lasciate la vostra opinione nei commenti, parliamone. E naturalmente, se vi è piaciuto questo aggiornamento speciale, non dimenticate di lasciare un super ringraziamento per rafforzare il canale e aiutarci a continuare a portarvi tutte le notizie dal nostro amato Napoli.